Professoressa Cagnin, oggi un importante momento per parlare di quali anche sono gli strumenti per affrontare le avvisaglie destabilizzanti che possono presagire l'insorgenza di un disturbo neurocognitivo. Ci troviamo sempre di più ad affrontare questa domanda. Mi pare che la memoria non funzioni più, perdo il filo del discorso, la parola sulla punta della lingua, però faccio tutte le cose, devo preoccuparmi oppure no? Questa è una domanda importante che si fanno le persone, che le fanno i familiari e poi al medico di famiglia o allo specialista. Cosa rispondere? C'è da occuparsene più che preoccuparsene. Se questi piccoli disturbi percepiti diventano ricorrenti, non sono fluttuanti, quindi persistenti, magari peggiorano, ce li fanno notare le persone care che ci sono attorno o comunque creano uno stato di ansia, di preoccupazione che richiede una spiegazione. A chi rivolgersi? Al medico di famiglia, al medico di medicina generale in prima battuta, perché è quello che ha il quadro completo dello stato di salute, di benessere o di malattia di ciascuno di noi e deciderà in base a delle semplici domande o a uno screening di esami del sangue se inviarlo o no ad uno specialista. Cosa farà lo specialista? Riprende in mano tutta la situazione, farà dei test cognitivi un po' più precisi, eventualmente un'imagine cerebrale, un attacco, una risonanza, facciamo più spesso ultimamente una risonanza e deciderà insieme alla persona se procedere con altri accertamenti o se impostare un percorso di prevenzione, di rafforzamento o dei semplici consigli oppure eventualmente è necessario un approfondimento per delle terapie ulteriori. I campanelli d'allarme per un possibile decadimento cognitivo sono dei campanelli d'allarme cognitivi in particolare, cioè dimentico dove ho posto degli oggetti ma in maniera ripetuta, non accidentalmente. Tutti noi dimentichiamo dove abbiamo messo le chiavi una tantum o se siamo particolarmente stanchi. Il dimenticare gli oggetti, il non trovare la parola giusta, non ricordarsi cosa si è fatto esattamente la settimana scorsa, chiedere spesso le stesse cose senza memorizzare che le si è chieste 5 minuti fa, 10 minuti fa, sono tutti piccoli campanelli d'allarme quando, ripeto, non sono estemporanei, fluttuanti o legati a particolari momenti di affaticamento o stanchezza. Anche però alcuni comportamenti, alcuni disturbi che noi chiamiamo del comportamento, anche banalmente un ritiro sociale, meno iniziativa, meno voglia di fare le cose, una certa aumento dell'irrequietezza per questioni banali, perdere le staffe molto più facilmente, possono essere altrettanto campanelli di allarme. Quindi io direi un mix di cambiamenti del comportamento e della nostra performance cognitiva, ma ripeto, soprattutto se non incidentali, persistenti o preoccupanti.